Prima giornata di campionato in Serie D Girone I e prime sorprese. La favorita Regina cade sul rettangolo di gioco del Giovanni Brucoleri di Favara, incassando una splendida doppietta dell'argentino Varela. Si inceppa sul proprio campo il Messina con la matricola Athletic Palermo. Anche la Nissa è costretta a dividere la posta in palio dinanzi ai propri tifosi con il Milazzo. Buon punto esterno del Gela che impone il nulla di fatto a Torre Annunziata con il Savoia, mentre vengono sconfitte di misura sia il Paternò che la Cireale. Per il Castrum Favara la prossima trasferta stagionale, la prima del campionato, sarà sul campo del Sambiase, che ha perso all'esordio con il Gelbson. In eccellenza invece si sono giocate domenica scorsa le gare di ritorno del primo turno di Coppa Italia Memorial Gianfranco Provenzano. Per quanto riguarda le agrigentine presenti, passano al turno successivo il Licata, che ha superato il Camarat con il risultato di 4-2, e l'Unità si sciacca, vincitrice con la Folgore per 1-0. Domenica prossima, 13 settembre, alle ore 15:30, si giocherà invece la prima gara di campionato. E tranne per il Licata, che giocherà a Castelvetrano contro la locale Folgore, esordiranno in casa sia il Camarat con il Città di San Vitolo Capo che l'Unità si sciacca con il Marsala. Ma ora veniamo all'Agragas. Sarà infine una settimana decisiva e importante per il club del presidente Salvo Laporta, che attende l'ufficialità della partecipazione del club biancazzurro al prossimo campionato di promozione. In casa Cargantina serpeggia un cauto ottimismo e il 10 settembre la LND di Sicilia emetterà il responso con un proprio comunicato. Se arrivasse l'attesa ufficialità, l'Agragas potrebbe essere inserito in un apposito girone dove saranno presenti le altre agrigentine, vale a dire Aragona, Gemini, Casteltermine e probabilmente anche la Margheritese. Poi ci saranno quelle nissene, Serra di Falco, Sommastinese. Per arrivare al numero di 14 partecipanti c'è grande incertezza. Comunque vedremo cosa potrà decidere la Lega Nazionale Dilettanti Palermitana. Ma stiamo crescendo, è passata un'altra settimana, i ragazzi stanno lavorando abbastanza bene, stiamo anche cominciando a smaltire carichi di lavoro. Concludiamo la settimana con questa amichevole con una squadra allestita per fare bene il campionato di promozione, per cui sono più che soddisfatto. Ma io l'ho detto anche più volte, abbiamo deciso di fare amichevole con le prime amichevoli, abbiamo fatto con squadre di categoria superiore proprio per confrontarci con squadre importanti. È stato un periodo di crescita perché è una squadra totalmente rinnovata e perché non abbiamo tempo. Noi dobbiamo correre e dobbiamo centrare degli obiettivi. Per fare questo non possiamo aspettare nulla, dobbiamo semplicemente continuare a lavorare per come stiamo facendo e confrontarci sempre con quelli che sono più forti di noi. Ho avuto l'indicazione che è un gruppo che vuole lavorare, un gruppo di professionisti, un gruppo di ragazzi predisposti al lavoro, e poi per questo ringrazio pure la società che mi ha messo a disposizione tutto per poter fare bene il mio lavoro. È un periodo di assestamento, un periodo dove ci stiamo conoscendo, un periodo dove credo che abbiamo ampi margini di crescita. Aspettiamo con ansia questo inizio, siamo pronti, stiamo lavorando giorno dopo giorno e aspettiamo bene questo inizio che arriverà. Abbiamo un gruppo importante sicuramente, è un onore rappresentare l'Agragas, specialmente nella mia provincia, dopo 8 anni torno a casa e speriamo bene per il proseguo. Poi immagino, niente, lavorare e pensare a partita dopo partita, ogni domenica e speriamo bene per il futuro che sarà importante, di aiutare la squadra a fare sempre il meglio possibile. La squadra sta crescendo, il periodo quello più pesante è passato perché ora dovrebbero essere un po' più sciolti nelle gambe. Abbiamo fatto 4 mesi, 4 settimane di forza, di preparazione un po' pesante per la tipologia degli allenamenti impostati, per il programma che il mister si era prefissato, quindi dovrebbero avere già qualcosa in più rispetto nelle gambe e soprattutto già più pronti per le partite. Ma io sono ottimista perché io credo che se oggi siamo qui ancora a parlare di questa Agragas partiremo dalla promozione, anche perché alla fine non avremmo mai potuto riuscire a impostare questo tipo di squadra.
quindi su questo non ho dubbi. La prima partita la faremo il 21 in Coppa Italia, non sappiamo quale girone ci metteranno, lo sapremo sicuramente giovedì, giorno 11 se non mi ricordo male, ma già abbiamo avuto ampie, insomma, garanzie che non ci sono problemi.